A Rossano Veneto la giunta dovrebbe essere pronta entro venerdì. Ci sono delle certezze e ancora qualche punto di domanda. Un nome in verità io l'ho dato fin da subito perché il mio vice sindaco sarà il sindaco uscente, l'ex sindaco Morena Martini. Sugli altri 3 nomi ci stiamo lavorando, abbiamo un incontro questa sera e un incontro domani sera con gli amici eletti della mia maggioranza e conto per venerdì di avere già la rosa di nomi ben definita, in modo da essere pronti martedì prossimo in Consiglio Comunale a presentarli. Sicuramente appunto la Morena Martini come vice sindaco e credo che in questi anni ho lavorato molto bene anche con Elga Battaglin, i risultati elettorali l'hanno premiata e quindi penso che un posto in giunta per lei, se lo vorrà, ci sarà sicuramente. Non si sbottona invece il sindaco di Nove, 4 assessori da nominare, 2 di Fratelli d'Italia e 2 della Lega, tenendo conto anche delle quote rosa. Non abbiamo ancora definito i nominativi, ma le idee sono abbastanza chiare e delineate. Contiamo nei prossimi 2 giorni di poterla presentare. Abbiamo 2 capigruppo che sicuramente faranno parte, anzi presumo faranno parte della nostra giunta. Potrebbero dunque entrare a far parte della giunta Rebellato Remo Zamminato, Fratelli d'Italia, e il leghista Walter Marcon.